C'è un'aspettativa molto precisa, diciamo, quando si cammina in un bosco. Ci si aspetta che i pericoli siano evidenti. Certo, ostacoli grandi. Esatto, un dirupo scosceso, un ramo pericolante dopo un temporale, o magari le tracce di un animale selvatico bello grosso. Immaginiamo per un attimo la scena perfetta. È mattina, siamo sul Monte dei Bovi, vicino a Cividale del Friuli. Posto magnifico, tra l'altro. Assolutamente. C'è una persona che fa una tranquilla escursione su un sentiero ombreggiato, si sente solo il rumore delle foglie secche sotto gli scarponi e all'improvviso lo sguardo cade sul terreno e vede quella che sembra in tutto e per tutto una vipera. Una vipera, sì, una striscia lunga, scura, che si muove in modo sinuoso, silenzioso, attraversando proprio la via. Il cuore batte più forte, il passo si ferma, ma poi, mettendo a fuoco lo sguardo, l'illusione svanisce. Non c'è nessun rettile. Nessuna vipera. Niente. Quella linea scura è una fila ininterrotta, perfettamente allineata, di decine e decine di bruchi pelosi, uniti l'uno all'altro. Un miraggio biologico, insomma, creato da uno degli organismi più complessi e, sotto molti aspetti, spietati che abitano i nostri ecosistemi forestali. Roba da brividi. Davvero, non stiamo affatto parlando di semplici insetti che strisciano alla ricerca di foglie, Questa visione sul sentiero è solo l'apice visibile di un maestro della sopravvivenza. Un architetto capace di manipolare il clima, dotato di armi chimiche che, innescano una vera e propria guerra ecologica tra i pini. Ed è proprio per questo che oggi, martedì 17 marzo 2026, con l'inverno che sta finalmente cedendo il passo alla primavera, questa esplorazione approfondita parte proprio da qui. Un tempismo perfetto. Direi di sì. La nostra missione in questo tuffo nelle fonti è prendere questo incontro inquietante nei boschi e svelare i meccanismi nascosti che lo governano. Incroceremo i diari di escursionismo con testi enciclopedici su falene e batteri del suolo per capire la biologia di questi organismi, il folklore che li circonda e le contromisure quasi fantascientifiche che l'uomo ha dovuto inventare. È una storia che cambierà radicalmente la percezione di chiunque ami fare una tranquilla passeggiata nella natura. Ne sono certa. Allora, il protagonista assoluto di questa narrazione è la processionaria del pino, la Taumetopoea pitiocampa. Esatto, una creatura che ha sviluppato un ciclo vitale e delle tattiche di aggressione che farebbero impallidire un ingegnere militare. Tutto ruota attorno a strategie di difesa portate davvero all'estremo. Iniziamo proprio dal comportamento che dà il nome all'insetto, cioè la processione. La famosa marcia. Sì, questa marcia in fila indiana, una larva dietro l'altra, che non è affatto casuale. Si muovono guidate da una femmina che agisce da capofila. Fa da esploratrice e navigatrice, in pratica. Esatto, e l'intera truppa resta unita da un sottilissimo filo di seta, creando una vera e propria catena vivente. A un primo sguardo superficiale c'è quasi un senso di ordine ipnotico, ma... Ok, analizziamo la questione. Non sono semplici peli urticanti quelli che ricoprono il dorso di questi bruchi. Sono come un campo minato microscopico, pronto a esplodere al minimo tocco. Un paragone azzeccatissimo. La struttura di questi peli è un capolavoro di design letale. Non parliamo della normale peluria che serve agli insetti per percepire l'ambiente circostante. No, affatto. Ogni bruco possiede fino a 1 milione di minuscoli peli a forma di arpione. Sono frecce uncinate, cave all'interno e pressurizzate con una complessa proteina tossica, la taumetopoeina. Un nome che è tutto un programma. Decisamente. E la vera genialità, o meglio, il motivo per cui rappresentano un pericolo così subdolo, è il loro meccanismo di rilascio. Il bruco non ha bisogno di mordere né di pungere attivamente. Cioè, non serve un contatto diretto. Esatto. L'insetto rilascia volontariamente questi peli nell'aria quando si sente minacciato, oppure basta una semplice vibrazione per spezzarli. Quindi tipo il tonfo di uno scarpone da trekking a mezzo metro di distanza. Proprio così, o semplicemente una raffica di vento più forte. I peli si librano nell'aria come polvere da sparo invisibile e il fattore tempo gioca a loro favore. In che senso? Nel senso che questa tossina possiede una stabilità chimica impressionante. Rimane attiva, potente e pericolosa per molti mesi. Un bruco morto, essiccato ai margini di un sentiero o distrutto sotto una ruota rappresenta ancora una minaccia biologica attiva. Wow! L'arma sopravvive al suo creatore. Insomma,
in attesa di un bersaglio ignaro. Ed emerge qui un punto di vitale importanza pratica per chiunque frequenti le zone boschive, specialmente per chi cammina in compagnia di animali domestici. Questo è un tasto dolente. Eh sì, noi umani, grazie ai vestiti e alle scarpe, ce la caviamo spesso con reazioni limitate. Certo, se i peli colpiscono la pelle nuda si scatenano eritemi papulosi, bruciori intensi, dermatiti dolorosissime o nei casi più seri problemi respiratori se vengono inalati. Ma per cani e gatti la situazione si trasforma in un vero e proprio incubo clinico. È un incubo letale spesso. È facile pensare alla dinamica. Un cane, spinto dalla curiosità, vede questa corda pelosa e scura che si muove. Il suo istinto è annusare, magari leccare. E in quella frazione di secondo innesca la detonazione di migliaia di frecce avvelenate direttamente sulle mucose. L'assorbimento attraverso i tessuti umidi della bocca e del naso è fulmineo. Immagino scateni una reazione immediata. La taumetopoina scatena una risposta infiammatoria devastante a livello cellulare. Il primo sintomo visibile è una salivazione eccessiva e incontrollabile, la scialorrea. Quasi immediatamente la lingua e il muso dell'animale iniziano a gonfiarsi a dismisura. Poverini! Il pericolo di vita subentra rapidamente perché questo gonfiore ostruisce le vie aeree superiori, portando al rischio di soffocamento, accompagnato da un potenziale shock anafilattico sistemico. E se il cane sopravvive alla crisi respiratoria iniziale, si entra nella fase successiva, che è forse la più crudele da leggere nelle fonti. La necrosi. La necrosi dei tessuti, sì. La tossina è talmente aggressiva che distrugge le membrane cellulari. Letteralmente uccide la lingua. Senza un intervento immediato, intere porzioni di tessuto linguale diventano nere, muoiono e finiscono per staccarsi nei giorni successivi. L'unico modo per limitare i danni è applicare un protocollo di emergenza sul campo, calcolando i minuti, non le ore. La tempestività è tutto. Dalle indicazioni estratte dai testi veterinari, la priorità assoluta è il lavaggio meccanico. Niente rimedi fai da te, immagino. Assolutamente no. Bisogna irrorare la bocca dell'animale con copiose quantità d'acqua, possibilmente una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio, magari usando una sirigna senz'ago per creare un getto che lavi via le particelle. E leggevo che c'è una regola d'oro per noi umani in quel momento. Sì, un imperativo categorico. Non usare mai le mani nude per non diventare la seconda vittima e, soprattutto, divieto assoluto di strofinare la parte lesa. Perché strofinare agisce come un mortaio. Significa prendere quegli arpioni uncinati e spingerli ancora più in profondità nei tessuti, spezzandoli e rilasciando la totalità del veleno proprio dove fa più danno. Il lavaggio deve scivolare via, portando con sé la minaccia, e subito dopo serve una corsa frenetica dal veterinario per terapie d'urto a base di cortisoni e antistaminici. Un intervento medico aggressivo è l'unica barriera tra l'infiammazione e la necrosi permanente. Benissimo. Ora che è chiaro il livello di tossicità di questa colonna in marcia sul terreno, dobbiamo assolutamente fare un passo indietro per capire come si è arrivati a questo punto. Il prequel della storia, diciamo. Esatto. Da dove scendono? Per scoprirlo, l'orizzonte si deve spostare verso l'alto, guardando le cime dei pini nel cuore dell'inverno. Durante i mesi che vanno da novembre a febbraio, quando la maggior parte degli organismi forestali rallenta o si rifugia sottoterra per sfuggire al gelo, le larve di processionaria si trasformano in ingegneri strutturali. Sono instancabili. Intrecciano enormi nidi di seta bianca, simili a giganteschi e densi batuffoli di cotone, ancorandoli saldamente alle bifurcazioni dei rami più alti o sulle punte esterne dei pini. E questa costruzione non è dettata dal caso, ma risponde a precise leggi termodinamiche. Sono progettati per catturare ogni singolo fotone di luce invernale. I nidi vengono orientati in modo quasi maniacale verso sud o sud-ovest. Per massimizzare l'esposizione al calore solare. Sì, si comportano come delle vere e proprie serre sospese nel vuoto. Durante le brevi giornate invernali, l'aria intrappolata tra gli strati di seta si riscalda, creando un microclima vitale per le larve. E di notte, quando le temperature precipitano sotto lo zero, i bruchi escono da questa fortezza per fare il rifornimento, divorando letteralmente gli aghi del pino, per poi ritirarsi al caldo rassicurante della seta prima che l'alba ghiacciata li sorprenda. Incredibile! E questa pendolarità notturna continua finché non scatta qualcosa, giusto? Esatto. Continua inesorabilmente finché non si verifica un cambiamento ambientale microscopico, ma per loro assordante. La marcia che abbiamo descritto all'inizio, la discesa dal tronco, non avviene in una data specifica del calendario. È innescata
da un orologio biologico strettamente connesso alla temperatura del suolo. I fatidici 9 gradi centigradi. Proprio così. I bruchi formano la processione solo ed esclusivamente quando il terreno alla base del pino raggiunge i 9 gradi centigradi. Spesso capita tra marzo e maggio. Un termostato naturale precisissimo. 9 gradi significa che il terreno è finalmente uscito dalla morsa del gelo invernale. Non è né troppo freddo da ucciderli, né troppo compatto. È sufficientemente morbido per permettere l'operazione successiva. Perché lo scopo di quella fila indiana non è cercare nuovi pascoli, ma trovare una tomba perfetta. Un luogo esposto al sole dove scavare per 10 o 15 centimetri. Interrarsi, tessere un bozzolo e iniziare il miracolo della metamorfosi in crisalide. Il letargo sotterraneo? Esatto, ed è qui che la cosa si fa veramente interessante. L'aspettativa logica sarebbe che, una volta al sicuro sottoterra, il ciclo biologico prosegua dritto verso la trasformazione finale in falena. Sarebbe la norma per la maggior parte degli insetti. E invece la natura ha installato in questa specie un vero e proprio freno di emergenza, la diapausa. Un fenomeno straordinario. La diapausa prolungata è una strategia di sopravvivenza che sfida l'intuizione. Non è un semplice letargo o un riposino stagionale, è un drastico arresto dello sviluppo cellulare. Si spengono. Il metabolismo della crisalide precipita a livelli infinitesimali, rasentando lo zero biologico. È paragonabile a mettere il motore della vita in stoccaggio criogenico, drenando i fluidi e fermando i processi vitali di invecchiamento e sviluppo, in risposta a segnali ambientali avversi in superficie. Quindi, se i recettori biologici della crisalide percepiscono che l'estate in arrivo sarà troppo calda o spaventosamente secca per permettere a una farfalla di sopravvivere, tirano il freno. Si bloccano completamente. E non stiamo parlando di aspettare un mese in più. Restano in questa animazione sospesa sottoterra per 1 anno, poi per 2, a volte 3. E ci sono registrazioni nei testi scientifici di crisalidi di processionaria che hanno atteso pazientemente fino a 7 anni prima di riattivarsi. 7 anni! 7 anni passati completamente invisibili ai predatori e insensibili alla siccità esterna. Ciò che è affascinante qui è come questa strategia renda impossibile sradicare del tutto l'insetto. Se inseriamo questa capacità nel più ampio ecosistema forestale, diventa evidente perché la processionaria sia un avversario formidabile per i gestori forestali. In effetti, sembra una battaglia persa. Si può intervenire in inverno eliminando meticolosamente ogni singolo nido visibile sugli alberi. Si può dichiarare un bosco bonificato, ma sotto le suole degli scarponi, a 15 cm di profondità, riposa un esercito fantasma. Una legione invisibile. Lo scaglione di riservo pronto a emergere improvvisamente un'estate, anni dopo, quando ogni attenzione è calata. Un vero e proprio trucco di magia evolutiva. Ma ammettiamo che l'ambiente sia favorevole e l'attesa finisca. Siamo in piena estate, tra luglio e agosto. La crisalide si schiude e scava verso l'alto. E a quel punto non è più un bruco. No, e ciò che emerge dal terreno rompendo la crosta terrestre non è più un bruco corazzato di tossine, ma un insetto alato. La processionaria entra nell'universo dei lepidotteri sotto forma di falena. E qui è cruciale separare l'immaginario della falena da quello della classica farfalla variopinta, perché le divergenze sono nette, sia nell'aspetto che nell'atteggiamento. Sfatiamo qualche mito. Assolutamente. La tassonomia classica le divide chiaramente. Le falene hanno ottimizzato il loro corpo per la discrezione e il mimetismo notturno. Abbandonano i colori sgargianti a favore di una palette cromatica composta da grigi spenti, marroni cenere e neri screziati. Per sembrare foglie secche, giusto? Perfetti, per fondersi con la corteccia dei pini o le foglie morte. E la postura a riposo inconfondibile. Le ali non sono chiuse al libro in verticale sulla schiena come nelle farfalle, ma vengono tenute piatte, a tetto, a coprire l'addome. E poi ci sono le antenne, che sono diversissime. Forse l'elemento morfologico più straordinario, specialmente quelle dei maschi. Non sono semplici filamenti terminanti a clava, ma strutture complesse, bipennate, che ricordano in tutto e per tutto delle piume in miniatura o dei minuscoli pettini. E c'è un'altra cosa che cambia drasticamente in questa fase, il grado di pericolosità. L'adulto volante della processionaria non possiede più gli arpioni tossici. È innocua da punto di vista medico. Meno male, però possiede una vulnerabilità intrinseca legata alla sua navigazione notturna, cioè la fototassi.
l'attrazione per le luci. Il famoso istinto che le porta a schiantarsi senza sosta contro i lampioni stradali o le luci dei portici. Usano la luce della luna e la volta celeste per mantenere una traiettoria di volo rettilinea. E le luci artificiali scombinano tutto. Le sorgenti luminose confondono questi sensori ottici, mandando in cortocircuito il loro sistema di navigazione e costringendola a volare in spirali infinite fino allo sfinimento. Una trappola moderna per un sistema di orientamento antichissimo. Eppure proprio questa abitudine notturna e questo volo erratico hanno caricato le falene di un simbolismo culturale molto denso. Il folklore ne è pieno. Sì, nel folklore europeo l'apparizione di una falena dentro casa, con i suoi colori cupi e il volo silenzioso, è stata spesso interpretata come un presagio nefasto. Leggevo che in alcune leggende non erano nemmeno viste come insetti, ma come le anime inquiete di streghe che, separate temporaneamente dal corpo, vagavano nella notte. Un'immagine inquietante, senza dubbio. Molto, ma per dare una prospettiva diversa, ci sono tradizioni dei nativi americani, ad esempio, che guardano alla falena non come a un'ombra malefica, ma come all'incarnazione della trasformazione assoluta e dell'adattabilità. Celebrano la capacità di mutare forma per sopravvivere. Una visione molto più rispettosa dell'ecologia dell'insetto. Sicuramente, eppure... Se guardiamo proprio alla sopravvivenza in questa specifica fase adulta della processionaria, c'è un paradosso clamoroso. Quindi, cosa significa tutto questo? Praticamente passano anni in letargo sottoterra, mesi a costruire fortezze di seta e a distruggere alberi solo per vivere 48 ore come falene senza neanche la possibilità di godersi un pasto. È l'assurda ironia dell'evoluzione. Tutto quel tempo impiegato per accumulare massa, difendersi e resistere è funzionale a un unico e brevissimo momento di gloria riproduttiva. È un investimento a lungo termine, per un ritorno istantaneo. E non mangiano per niente, vero? L'adulto della processionaria emerge senza nemmeno un apparato boccale funzionante. Non può mangiare, non può abbeverarsi. Le sue uniche risorse sono i grassi accumulati mesi o anni prima, quando strisciava sui pini. Vive letteralmente contro il tempo, con un'autonomia di 1 o 2 giorni al massimo. Una corsa contro il tempo. Il maschio deve localizzare una compagna, la femmina deve fecondarsi e deporre fino a 300 uova in un'unica notte, incollandole a forma di manicotto attorno a 2 o 3 aghi di pino. Depositato il futuro della specie, l'energia si esaurisce e la falena muore. 300 uova cilindrici, che, schiudendosi alla fine dell'estate, riverseranno una nuova orda di macchine divoratrici sugli alberi. Questo passaggio del ciclo vitale sposta inevitabilmente l'attenzione sul conflitto aperto tra questo insetto e l'uomo. La vera e propria guerra per le foreste. Perché se finora abbiamo parlato del pericolo per cani e umani sul sentiero, il problema reale su larga scala è il danno incalcolabile che infliggono alle pinete. La processionaria è uno dei principali fattori limitanti per le pinete del Mediterraneo, colpendo duramente specie come il pino nero e il pino silvestre. C'è un'esigenza ambientale ferrea alla base della loro distribuzione. Hanno bisogno di un'esposizione cumulativa alla luce solare di almeno 1800 ore annuali. Una mappa molto specifica. Esatto. Nelle aree che soddisfano questo parametro, l'impatto visivo dell'infestazione è desolante. I bruchi spogliano i rami, causando necrosi e defogliazioni di massa che indeboliscono il pino adulto a tal punto da renderlo vulnerabile a parassiti letali. E di fronte a questa minaccia per il patrimonio boschivo, l'uomo ha dovuto ingegnarsi. Le strategie umane elencate nelle fonti sono tantissime. E molto fantasiose. Molto. Partiamo dalla lotta meccanica. Cinture ricoperte di colla entomologica applicate sui tronchi per intrappolare le processioni in discesa, oppure trappole a imbuto. Poi c'è la rimozione fisica dei nidi invernali tagliandoli, ma il metodo che mi ha lasciato davvero senza parole, il cosiddetto metodo Rambo. Ah, i fucili da caccia. Sì, sparare ai nidi con i fucili da caccia a dicembre o gennaio. Sembra una follia, una reazione di pancia assurda. Un occhio inesperto potrebbe liquidarlo come un metodo rozzo e primitivo. In realtà si basa su una profonda comprensione scientifica e termodinamica del nido. Spiegaci questa logica brutale. L'obiettivo della fucilata non è un'improbabile strage balistica, sperando di colpire i bruchi uno per uno con i pallini di piombo. Il bersaglio è l'involucro stesso.
Rompere la barriera. L'impatto dei pallini lacera e straccia i densi strati di seta protettiva, creando squarci irreparabili in quella serra perfetta di cui parlavamo prima. Ah, ho capito. Una volta distrutto l'isolamento termico in pieno inverno, l'aria gelida notturna penetra senza ostacoli all'interno. A quel punto non è l'arma da fuoco a eliminare la colonia, ma l'ipotermia. I bruchi congelano nel sonno. Si sfrutta il clima locale per trasformarlo in un'arma. Geniale. E poi ci sono le trappole a feromoni, usate tra giugno e agosto. E qui torniamo alle antenne della falena maschio. Quelle antenne bipennate diventano il fulcro dell'operazione. Sono veri e propri radar per captare la firma molecolare del feromone femminile rilasciato nell'aria a chilometri di distanza. E l'uomo se ne approfitta. L'uomo usa profumi sintetici inseriti nelle trappole per ingannare i maschi e intrappolarli. Ma attenzione, questa non è un'arma di eradicazione. Serve per fare un censimento dell'infestazione e prevedere i numeri per l'autunno. E arriviamo a cosa succede quando c'è una grave infestazione in autunno, prima che costruiscano il nido. Qui entra in gioco l'arma definitiva, batteriologica e invisibile. Il Bacillus thuringiensis. O più semplicemente il BT. Leggevo che le origini di questo batterio sporigeno del terreno risalgono al 1901 in Giappone e poi fu studiato in Germania da Ernst Berliner nel 1911. Una scoperta epocale. Se colleghiamo questo al quadro generale, la biologia dietro a questo batterio è un capolavoro di precisione chirurgica. Insieme alla spora per sopravvivere, il batterio BT produce un cristallo proteico tossico, noto come delta-endotossina. E la cosa incredibile è come si attiva, vero? Esatto. Questo cristallo, allo stato naturale, è completamente inerte. Per sciogliersi e liberare la tossina attiva, richiede una chiave chimica estremamente specifica. Deve trovarsi in un ambiente liquido fortemente alcalino, con un pH superiore a 9. E qui c'è il dettaglio geniale. L'intestino dei bruchi di Lepidoptero ha esattamente quel pH estremo. Un'anomalia biologica che segna la loro fine. Mentre per noi umani, per i cani e altri animali è del tutto innocuo, perché abbiamo un sistema digestivo acido, con un pH molto basso. Quindi se un cane ingerisce l'ago di pino con il BT, il cristallo tossico attraversa lo stomaco acido senza scalfirsi e viene semplicemente espulso. È letteralmente una bomba a orologeria che scatta solo ed esclusivamente nella pancia del bersaglio. Quando il bruco divora l'ago di pino irrorato di BT, il suo ambiente digestivo alcalino dissolve l'involucro cristallino. La tossina viene liberata, perfora le membrane cellulari dell'intestino e l'insetto cessa istantaneamente di nutrirsi morendo di fame. E tra l'altro leggevo un dettaglio divertente nella fonte sull'applicazione in agricoltura biologica. Viene mescolato con lo zucchero per renderlo più appetitoso per le larve. Un trucco da pasticcere infallibile. Ed è utile anche agli apicoltori contro la tarma della cera. Ah, e non dimentichiamo che a volte questo lavoro chirurgico viene coadiuvato in natura da rari predatori specializzati, come la formica arrufa che smembra le larve evitandone i peli tossici. Incredibile, un equilibrio millenario. Insomma, riassumendo questo viaggio fantastico della nostra esplorazione, siamo partiti da una semplice passeggiata primaverile sul Monte dei Bovi, in Friuli, scansando quella che sembrava una vipera. E poi si è rivelata una lunghissima fila di bruchi. Esatto, e da lì abbiamo scoperto fortezze invernali riscaldate dal sole, falene senza bocca scambiate per anime di streghe, fucilate tra i rami e batteri microscopici armati di cristalli tossici sensibili al pH. Questo solleva una domanda importante, per chiudere la nostra analisi. Dici? Le fonti citano che il Bacillus thuringiensis viene già inserito geneticamente in alcune piante, come il mais transgenico, per far loro produrre la tossina in autonomia. E se in futuro, per salvare le antiche pinete del Mediterraneo, i pini stessi venissero modificati per produrre la propria indotossina BT? Wow! Invece di sparare ai nidi o spargere batteri, l'albero diventerebbe intoccabile. Ma c'è sempre un ma con l'evoluzione. Esatto. E se la processionaria, con la sua capacità di aspettare 7 anni sottoterra, riuscisse a superare in astuzia anche l'ingegneria genetica umana, selezionando una resistenza alla tossina? È un pensiero provocatorio e affascinante da esplorare alla prossima passeggiata nel bosco. Noi ci fermiamo qui per oggi. L'invito per chi ci ascolta è di mantenere la curiosità sempre accesa. E mi raccomando, non calpestate mai le file indiane sui sentieri. Ottimo consiglio. Alla prossima esplorazione. A presto!